Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli incontri di aggiornamento organizzati dal Comitato Regionale Veneto. Questa sera parliamo di adolescenti, ne parliamo con Elena Pattini. Buonasera Elena. Buonasera a tutti. Molti di voi certamente ricordano Elena come protagonista di quello che è stato forse il migliore evento formativo organizzato in Veneto negli ultimi anni, a Treviso nel 2018, se non ricordo male, un incontro su acqua neurosviluppo. Elena, insieme a altri relatori di grande esperienza, era stata con noi. Questa sera appunto ci parla di adolescenti, alla luce anche della sua nuova esperienza professionale come dirigente psicologa dell'azienda sanitaria di Parma. Prima di lasciare la parola a Elena, chiedo al Presidente del Comitato regionale Roberto Cognonato di aprire formalmente i lavori e di portare i saluti di Antonella Beghetto, che per motivi personali non è riuscita ad essere con noi. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti, grazie a Elena per la disponibilità per questo incontro di questa sera e anche agli altri relatori che ci hanno supportato nei precedenti incontri e nei prossimi che abbiamo organizzato, visto il notevole interesse che questi appuntamenti hanno generato in un momento di grande difficoltà per tutti noi, nel quale stiamo cercando come Comitato regionale di mantenere un contatto diretto con tutti i tecnici del nostro territorio e non solo, come occasione di stimolo per riprendere l'attività con maggior fiducia al termine di questa terribile esperienza di pandemia. Quindi buona serata, buon ascolto a tutti e ci rivediamo anche nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora della disponibilità. Grazie Roberto. Allora, prima di iniziare, come di consueto, se avete domande per Elena potete rivolgerle utilizzando i commenti di Facebook o di YouTube, poi provvederemo a fargliele pervenire. Elena, allora il tema è aiutare gli adolescenti a riemergere da questo anno difficilissimo. Cosa ci puoi raccontare in base alla tua esperienza? E, niente, hai la parola e gestisci pure il tempo come ritieni più opportuno. Allora, grazie. Intanto grazie per avermi di nuovo invitata. Io faccio sempre molto volentieri questi tipi di interventi con tutti voi. Ecco, io posso parlare molto della mia esperienza di questi mesi difficili con i ragazzi adolescenti, perché come diceva Federico Grossi, io lavoro in un centro per l'adolescenza, quindi vedo ragazzi che sono dai 12 ai 25 anni. Ecco, potremmo anche dilungarci a lungo sul fatto che dai 12 ai 25 anni siano ancora considerati adolescenti, nel senso che 25 anni è un limite anche molto alto, però credo che questo sia un luogo per loro importante dove poter venire a chiedere aiuto. E la richiesta di aiuto che io ho visto in quest'anno è stata una richiesta talmente alta in termini di numero, di numerosità proprio di ragazzi che si sono rivolti al servizio, che non avevo mai visto. E non soltanto come quantità, quindi come numerosità di richieste di accessi, ma anche come tipi di problemi portati e come gravità di problemi portati. Giusto per darvi un'idea, io nell'anno passato, quello prima del lockdown,
le problematiche tipiche con cui arrivavo l'adolescente erano problemi di ansia per la scuola, non so, per l'interrogazione, qualche problema familiare, problemi relazionali con insomma, il fidanzato, la fidanzata. In mezzo a questi c'erano ovviamente dei nuclei di gravità più importanti, ovviamente, ma la maggioranza si spostavano un po' su questi confini. Invece quest'anno si è completamente ribaltata la situazione. Siamo arrivati al punto di dover far fronte a un gradiente di emergenze, cioè dalle emergenze più gravi alle emergenze che siamo costretti a considerare meno gravi. Quindi il malessere è molto forte. Ecco, io credo che un po' perché sono di parte con questi ragazzi adolescenti, a forza di vederli in studio, sono diventata veramente molto attenta alla loro categoria sociale, perché sono una categoria sociale. Quindi quando ci siamo sentiti dire sì, però i ragazzi devono piantarla di rompere perché non vanno a fare l'aperitivo o perché non possono andare in piscina, cioè resisteranno. Sì, resisteranno come resiste l'adulto, ma vediamo come stanno resistendo, nel senso che un adolescente ha come caratteristica principale quella di cercare la propria identità, no? Se in ascolto immagino ci siano persone che l'adolescenza l'hanno già superata, ma insomma non è detto, però vi ricorderete quel periodo, no? Fatto di tumulti su tante cose, ed è un periodo dove la vostra attenzione si spostava tutta fuori casa. Cioè i vostri punti di riferimento affettivi rimanevano i vostri genitori, nel migliore dei casi ovviamente, ma i vostri punti di riferimento per quello che stavate diventando erano fuori casa. Fuori casa a scuola, quindi nei compagni di classe, negli amici fuori scuola, nello sport. Chi di voi non ha avuto un professore che alle superiori è stato fondamentale o un allenatore? Io da sportiva da sempre, ho dei ricordi importantissimi dei miei allenatori, proprio in quel periodo, no? E questo vale anche per i ragazzi. Ecco, in questo lungo anno gli abbiamo tolto questi punti di riferimento. Perché? Allora, la DAD, quindi l'insegnamento a distanza, ha creato tutta una serie sicuramente di vantaggi immediati ai ragazzi, che può essere quello di mi sveglio più tardi, posso spegnere la telecamera e fare un po' più gli affari miei a casa, una serie di apparenti vantaggi secondari della DAD. In realtà ha avuto anche una serie di corollari tremendi e adesso vi faccio volentieri qualche esempio. Dunque, la scuola, il contesto scolastico o barra quello sportivo, io mi sento di unirli in questo aspetto, perché la vita di un adolescente è fatta in un contesto di sanità, no? di sanità tra il tempo che passi a scuola, il tempo che passi con gli amici e il tempo che passi a fare sport. È questo il tempo dell'adolescente, tendenzialmente. Quindi, quando sei a casa, ti manca una cosa, ti manca quando sei chiuso e ti abbiamo tolto tutto il resto. Ti mancano i cuscinetti emozionali. E adesso mi spiego cosa intendo con cuscinetti. Da soli, ragazzi, non hanno un mediatore del loro mondo interiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono a scuola o sono in piscina, ho i miei compagni di corso, i miei compagni di nuoto, i miei amici e tutto quello che mi passa per la testa, io lo posso condividere, no? Condivido le mie esperienze, condivido quello che è successo a casa, condivido quello che voglio fare con gli altri e mi viene data una risposta, mi viene dato un feedback da qualcuno, no? Si condivide con i pensieri di qualcuno che è come me, no? Quindi cosa fanno? Loro non hanno a casa una mediazione rispetto a questo tipo di pulsioni, rispetto ai loro pensieri e si sono trovati ad avere a che fare tantissimo con la noia. E la noia rinforza tantissimo alcuni pensieri e li fa diventare un circuito vizioso e facilita l'umore depresso, soprattutto. Questo infatti è l'esito con cui io mi trovo a far fronte. Ragazzi estremamente depressi, ansiosi, ragazzi per cui improvvisamente dover affrontare un'interrogazione diventa una tragedia, cioè diventa un attacco d'ansia ogni volta che penso di essere interrogato. E spesso i genitori mi chiedono e si chiedono, ma come? Non era così prima? Perché adesso che è a distanza o adesso che deve tornare in classe c'è questa fatica? Si sono concentrati su un mondo chiuso,
E anzi, questo bisogno di relazione ha fatto sì che loro si sovraesponessero nel mondo virtuale. Cosa vuol dire sovraesporsi? Vuol dire che pur di avere una relazione e di non essere abbandonato da un gruppo o di far parte di un determinato gruppo in modo importante, magari faccio di più dal punto di vista social che non avrei fatto in altre condizioni. Di più vuol dire anche a volte avere un comportamento disregolato, no? O esagerare con alcuni tipi di comportamenti, alcuni tipi di comunicazione. Altra cosa che prima succedeva ma in modo diverso, perché c'era anche sempre la vita reale. Quindi si rifugiano molto di più in questo mondo virtuale e quindi le problematiche che a me arrivano come uno tsunami sono dipendenza dal cellulare o da internet, depressioni importanti, ansie importanti e una marea di pensieri suicidi. Forse voi l'avete letto da qualche parte, questo aumento di atti di autolesionismo e di pensieri suicidi, che sono due cose che non necessariamente si sovrappongono, quindi ci tengo anche a fare questa differenza perché vi potrà capitare con questo aumento smisurato di avere ragazzi con questo tipo di problematiche, con questo tipo di sintomi di fatto, perché l'autolesionismo ovviamente è un sintomo di qualcosa di più profondo e l'aumento incredibile di queste richieste ci ha fatto pensare. Ci ha fatto pensare perché è qualcosa che incredibilmente ha a che vedere con l'identità di un adolescente, no? Se io penso di dovermi fare male o se penso che non abbia più senso stare in questo mondo, vuol dire che il mio malessere ovviamente è enorme e non in tutti questi casi ci sono dietro famiglie disastrate o disagiate, quindi non parlo di adolescenti che sono completamente abbandonati a loro stessi, perché non è così, non è sempre così. Quindi in questo è facile a volte colpevolizzare un genitore, dirgli non hai visto, e si colpevolizzano da soli, no? Perché quando c'è qualcosa che ha a che vedere con l'idea della malattia mentale, è qualcosa che un genitore fa molta fatica a tollerare, quindi dobbiamo a maggior ragione continuare a parlarne in modo che venga anche normalizzata l'idea di avere a che fare con questi temi, che non diventino ovviamente dei tabù, anche per richiedere aiuto in modo corretto. Però perché questi ragazzi usano questa modalità per esprimere il disagio, no? Allora, intanto vi faccio un esempio di quello che è realmente l'autolesionismo, quindi che tipo di ragazzi arrivano e potreste avere davanti al rientro con queste caratteristiche. Allora, sono ragazzi, l'autolesionismo più comune che incontro sono i ragazzi cutter, quindi quelli che si tagliano addome, cosce, più spesso le braccia. Quindi sono ragazzi che in un momento di malessere molto forte prendono la lametta o il coltello e cominciano a farsi dei tagli sulle braccia, fino a sentire il dolore, fino a farle sanguinare e che lasciano delle cicatrici, tra l'altro, che durano moltissimo tempo quando non, insomma, definitive. Perché? Cioè, cosa serve allora usare esattamente questa modalità e non magari altro, e non magari diventare iperaggressivo con un genitore? Succede anche questo, ovviamente. Allora, può avere, io credo, 3 funzioni l'autolesionismo. Una, la prima, che forse è la più importante, ed è anche quella che i ragazzi mi riportano, è quella di dire: sostituisco un dolore con un altro. Cioè io ho un dolore emotivo molto forte, non so perché, non so esattamente cercare la causa, faccio fatica a trovarla dentro di me e lo sostituisco con un dolore fisico, perché il dolore fisico è più maneggevole, so cos'è, lo vedo, riesco a maneggiare un taglio e soprattutto il dolore fisico mi distrae dal dolore mentale, dal dolore emotivo. Quindi c'è qualcuno che dice anche frasi tipo mi fa sentire vivo. Questo mi capita in quei ragazzi che in questo lungo periodo mi hanno riportato la sensazione del vuoto emotivo, del piattume emotivo. E magari sono quelli attivissimi sui social, sui vari TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, eccetera. Sono magari quelli che producono anche molto, ma che buttano fuori tutto e dentro poi non rimane niente. Hanno questo senso di vuoto completo. Quindi una delle motivazioni altre che mi portano è questa, quella di avere un momento in cui sento un'emozione che è correlata al dolore, ma la sento al dolore fisico, perché non puoi non sentire questo tipo di dolore. Un'altra motivazione per cui io ve le dico queste cose, non perché voi
dobbiate fare gli psicologi, ci mancherebbe, ma dovete avere competenze psicologiche, questo sì. Cioè su questo chi ha a che fare con ragazzi in via di sviluppo, che siano bambini o adolescenti, deve avere competenze psicologiche a parità di competenze tecniche. Cioè, una senza l'altra per me è manchevole in questo tipo di professionalità e insomma anche in tante altre. Quindi ve lo dico perché queste ragioni potreste identificarle, cercare di capirle quantomeno se vi vede e segnalarle, oppure tenere d'occhio certi tipi di comportamenti. Un altro motivo per cui un ragazzo si fa male, si fa male da solo, è anche la punizione. Quindi, per esempio, reagire a un ipercriticismo su se stessi, mi faccio schifo, non mi piaccio, quindi mi autodanneggio ancora di più. Una terza, anzi una quarta in questo caso, è l'intento comunicativo. È chiaro che questo tipo di azione è un'azione che si vede. È un'azione che si vede. Mi è capitata una ragazza esattamente una settimana fa con una serie di difficoltà importanti, anche cognitive in questo caso, dove perché queste metodologie le usano anche ragazzi con anche questo tipo di difficoltà, ovviamente, sono molto democratiche ai noi, che si era tagliata le braccia in modo importante ed è andata a scuola, improvvisamente, con una specie di maglietta a maniche corte, con le braccia stese. Cioè, era impossibile non vedere quelle braccia, che erano piene di segni rossi. Ecco, quello era un modo per dire, cioè, io sto male. Perché è anche così diffuso? Perché c'è anche una parte, e questa è una parte del mondo sommerso di internet, no? Sommerso neanche tanto a dire la verità, dove alcuni tipi di modalità vengono anche passate come una cosa di gruppo. Cioè, se sei un adolescente e stai male, in fondo un po' è figo che tu ti tagli. Lo dico perché c'è anche questa componente, e sulle anime fragili, come le chiamo, sulle anime fragili, questa componente di emulazione c'è. Che non vuol dire che questi ragazzi soffrono meno, cioè che hanno meno sofferenze, lo fanno semplicemente perché è una moda. Assolutamente no, c'è sempre una sofferenza dietro, perché il ragazzo che sta bene e che ha strumenti a disposizione non si taglia, neanche per moda, ok? Quindi un malessere c'è sicuramente, però a volte è spinto, è un po' indotto anche dal vedere che questa modalità è un po' anche sdoganata. Ho visto video inquietanti mostrati dai miei ragazzi su, per esempio, alcune piattaforme social, in cui c'erano ragazzi che facevano questo e si filmavano, piangendo magari, no? Quindi video terribili da questo punto di vista, quindi bisognerebbe fare un lungo discorso poi sulla gestione di questi tipi sulla pubblicazione di questi video, ma ovviamente non è questa la sede, ecco. Però per dirvi che questi gesti sono molto correlati poi all'ideazione suicidaria. Non sempre, ovviamente, però in che modo sono correlati? Nel senso che per avere un vero pensiero di tentativo di suicidio di per sé, occorrono due cose: il desiderio di uccidersi e la capacità di mettere in atto i comportamenti necessari. Allora, una persona che fa degli atti autolesionistici per molto tempo, è chiaro che poi arriva a una sorta di desensibilizzazione rispetto al dolore fisico, e questo ovviamente può favorire la messa in atto di alcune pratiche per togliersi la vita. Quindi non è detto che, anzi, tendenzialmente l'autolesionismo da solo non porta a questo. Quando succede, perché si innesta questo meccanismo, no? Quindi un autolesionismo che è protratto per lungo tempo e quindi si arriva all'ideazione suicidaria. Allora, per fortuna, non tutti i ragazzi che hanno ideazione suicidaria si suicidano. E questo quindi lo devo dire. Ragazzi, fortunatamente che vedo io, non è ancora successo, mi auguro ovviamente che questa statistica rimanga inalterata. Però l'ideazione è presente, e già avere l'idea vuol dire che è qualcosa che è pensabile per me, e su questo occorre ovviamente lavorare. Allora, cosa possiamo fare, no? Quando riaccogliamo questi ragazzi? Perché voi non vi trovate gli stessi ragazzi che avete lasciato un anno fa.
Perché non vi trovate gli stessi? Non solo perché c'è stato in mezzo questo malessere, ma anche perché molti di loro possono aver vissuto anche esperienze peculiari di perdita, possono aver perso delle persone, essere stati a contatto con persone che hanno avuto per esempio la malattia, che sono dovuti stare in isolamento per lungo tempo, averla passata loro stessi magari, ed essere stati ancora più isolati. Cioè sono tutti ragazzi che sono stati a contatto e alcuni di loro possono aver vissuto anche situazioni traumatiche da questo punto di vista. Quindi dobbiamo seguire un po' di indicazioni, no? Intanto rispettare quando torneranno i loro tempi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro apprendimento non sarà lo stesso, cioè necessita di tempi adeguati, non possiamo pensare che possano rincorrere immediatamente degli obiettivi fantasmatici e realistici, no? Dobbiamo, insomma, è meglio che usciamo tutti vivi vegeti sul piano mentale piuttosto che compromessi ma con il programma di allenamento finito, ecco. Quindi darci più tempo e lasciare a loro forse uno spazio di autonomia maggiore rispetto a quello che lasciavamo prima, perché quest'anno così lungo di isolamento ha anche fatto sì che i ragazzi siano stati sottoposti a un'iperpresenza genitoriale. Cioè, quando mai capitava così tanto di stare H24 chiusi coi propri genitori che lavorano da casa? Ma mai, ovviamente, in altre condizioni. Quindi è un po' come nel primo lockdown, per esempio, cioè le case si erano trasformate in un doposcuola permanente. Ecco. Quindi questa iperpresenza ha ancora danneggiato di più il loro bisogno di autonomia, no? Cioè l'ha aumentato in questo senso, l'ha aumentato fortissimamente, quindi è importante che da questo punto di vista sia lasciata molta autonomia ai ragazzi di decisione, secondo me, perlomeno in un primo periodo, ecco. Credo che un'altra cosa che sia importantissimo fare al rientro sia creare un ambiente con un'emozionalità positiva innanzitutto. Quindi loro sono già stati esposti per mesi e mesi a notizie della televisione, all'ansia, all'angoscia dei genitori, spesso angosce anche molto concrete, derivate da problemi economici, da problemi di gestione. Quindi c'è bisogno che creiamo contesti di emozionalità positiva. Non di ansia, di certo, quindi dire adesso dobbiamo rimetterci al lavoro velocemente perché dobbiamo recuperare. Sì, ci deve essere l'idea che assolutamente recupereremo, questo sì, in un'ottica però di positività, cioè in cui l'emozione sia spesso positiva, in cui ci siano molti momenti di leggerezza, molti momenti di gruppo, quando è possibile. Il gruppo può essere, quando io parlo di gruppo non è che parlo di 50 persone, di assembramenti vari, possono essere anche 3, cioè allenatore, il ragazzo un altro, o il secondo allenatore, adesso non so come vi gestite voi in piscina, questo è un pezzo vostro, però che ci siano questi momenti leggeri di condivisione. Come vi dicevo, voi avete un ruolo che è come quello degli insegnanti a scuola, cioè di fare da cuscinetto emozionale per loro, no? In cui possono condividere l'emozione che non condividono ovviamente con i genitori, no? Perché ci ricordiamo tutti che in quel periodo ovviamente il dialogo con i genitori cambia. Per esempio, questo riguarda anche la trasgressione. Leggevo qualche giorno fa, di ragazzi che si sono dati appuntamento in gruppo per fare una rissa. Non ricordo adesso dove l'ho letto e cosa riguardasse, ma si sono dati appuntamento in una ventina, una trentina per picchiarsi. E uno dice, ma perché? No? Questo fa parte del bisogno di trasgressione, che in un adolescente medio c'è sempre, no? È chiaro che adesso va modulato, perché se ci pensate in questi mesi la possibilità di violare delle norme normali era esasperata. Cioè che norma può violare un adolescente in quel periodo comunemente? Tornare più tardi dell'orario stabilito, questo tipo di cose, no? Adesso non può farlo, torni più tardi dell'orario stabilito, arriva una multa alla tua famiglia di 400 euro, quando non di più, ok? Quindi adesso anche tutte le norme comuni erano completamente sono ancora in parte completamente esasperate, quindi il loro bisogno di trasgressione non sanno più dove veicolarlo. Rimangono 2 luoghi, no? Dentro di loro, quindi pensando cose di loro estreme, o sui social, dove è rischiosissimo, ovviamente, dove è rischiosissimo.
Poi ovviamente dobbiamo stare anche attenti al fatto che per alcuni di loro era molto difficile ed è stato difficile collegarsi per esempio a distanza, no? Perché sono quelli che ne hanno approfittato e che anche per alcuni motivi si sono trovati anche bene. Per altri è stato difficile, non teniamo presente le condizioni spesso personali in cui vivono i ragazzi. Io so per esempio che voi conoscerete, adesso con un ragazzo nuovo ovviamente no, ma con quelli che magari conoscete da tempo sapete esattamente che tipo di ambiente domestico ha a casa, che tipo di situazione vive. E non è che per tutti il lockdown è stato come fare una vacanza a Versailles. Cioè, ho visto ragazzi che vengono da me che abitano in 25 metri quadri in 4 e ho più di un caso così, in cui mi dicono io mi vergogno a collegarmi perché ho paura che si veda quello che c'è dietro a casa mia. Ho paura che l'ambiente venga percepito, che ci facciano caso, che ci sia un confronto. Quindi questi sono quei ragazzi in cui l'ambiente scolastico e quello sportivo e quello amicale fuori casa gli permetteva di avere un'altra identità. Cioè se in casa sono la figlia che non può chiedere niente perché magari non ho possibilità, perché magari sono grossi problemi familiari, fuori metto quella maschera e che però mi permette anche di sperimentare un'identità nuova, no? Anche forse a volte più positiva, prima di ritornare nel mio ambiente domestico diverso. Ecco, in questi casi mancava questa parte. Quindi noi è una cosa che abbiamo sperimentato anche noi adulti. Io sfido chiunque di voi a non aver sistemato il setting quando vi siete collegati per qualche motivo di smart working piuttosto che di collegamento vario. Non vi collegate da una postazione a caso, nessuno di voi. Cioè è chiaro che non vi collegate se di fianco, cioè anch'io ho spostato la pila di panni da lavare che ho qua di fianco, perché non mi sembra carino che voi la vedeste, no? E quindi questa è una cosa che i ragazzi, per cui l'immagine è tutto, in quel periodo, e non è proprio poco, è proprio quasi tutto, ecco, è fondamentale, non vogliono che venga violata. E quindi hanno vissuto anche un disagio doppio, quasi di invasione. Vi è mai capitato di avere a che fare con quei ragazzi in cui magari dite dai vengo, presentami mamma e papà, tua sorella, e quelli che dicono no, cioè queste cose le separo, gli amici che vogliono venire a casa mia no. È una cosa molto comune dei ragazzi questa. Ed è un altro fattore con cui hanno dovuto avere a che fare da questo punto di vista. Un'altra cosa che sicuramente li ha tenuti, come dire, in difficoltà è stata anche l'idea dell'attesa, no? Quella che dicevamo prima, la noia, no? I nostri ragazzi non sono più abituati ad annoiarsi, nemmeno i bambini. Io dico sempre a mio figlio quando mi dice mi sto annoiando, gli dico sempre bene, guarda che imparare a stare nella noia è fantastico, no? Puoi fantasticare su un sacco di cose, poi su di te, su quello che potrai fare. Non concepisco la noia perché è tutto molto veloce adesso, tutto velocissimo. Io dico che questi ragazzi, e anche molti adulti, hanno la sindrome dell'indice. Cioè, tu con un click, in un secondo puoi avere cibo, vestiti, giocattoli, videogiochi, fumetti, amanti, relazioni, no? È tutto velocissimo. Invece tutta questa modalità paralizzante ci ha costretto ad avere a che fare anche con la lentezza delle giornate. E questa è stata un'altra cosa che li ha destabilizzati, perché il mondo di un adolescente è un mondo molto veloce invece, in cui impari continuamente nuove cose, in cui sperimenti nuove relazioni, nuovi sentimenti. Noi in pratica le abbiamo chiesto a questi ragazzi in questi mesi di non essere quello che sono. Cioè, gli abbiamo chiesto di non fare gli adolescenti, no? Di non uscire, di non stare con gli amici, o se ci stai, di stare attento, non toccarlo, non abbracciarlo, quella modalità invece compagnona dell'adolescente, no? Del miglior amico, la migliore amica che si abbraccia, che... Gli abbiamo chiesto di non fare delle cose che fanno parte esattamente della loro identità. Noi adulti ne abbiamo altre, no? Se mi togli l'aperitivo, mi togli quella parte lì della mia identità, però mi rimane quella professionale, mi rimane magari quella familiare, no? Magari di compagna, di sorella, mi rimane un'altra modalità. Allora invece se gli togli quella parte, gli hai tolto tutto. E allora diventa più facile che si creino identità fittizie sui social. Con fittizia non intendo un profilo falso, ma questa iperesposizione che hanno attuato e che spesso gli scappa di mano
e che spesso gli scappa di mano. Anche da questo punto di vista è aumentato anche l'uso di alcol e di droghe. Pensate che prima l'età media di inizio di abuso di alcol era 14 anni, prima intendo pochi anni fa. Negli ultimi 2-3 anni è scesa a 12. Cioè voi pensate a un ragazzo di 12 anni che ha la consapevolezza di cosa significhi ubriacarsi e bere, perdere il controllo. È difficile averla a volte ad età molto più avanzate, no? Però perché sono aumentati in questo periodo? Perché il bisogno di fuga è più alto. Il bisogno di fuga e di sperimentare l'emozione, quel benessere, quella disinibizione, ma anche quel senso di benessere. Vi sarete ubriacati tutti nella vita almeno una volta. E c'è una fase, prima di perdere il controllo, che ovviamente non è più sano, in cui state bene, no? E non dico neanche che non è sano avere dei momenti in cui si sperimenta questa sensazione quando è controllata, no? Quando è controllata e condivisa. Il problema, che è quello che dico sempre ai ragazzi che vengono da me, non è se tu hai fumato una volta o se tu ti sei ubriacato una volta, non è quello il problema. Il problema è se diventa l'unico modo che hai per essere felice. Cioè se diventa l'unica modalità in cui riesci ad avere una sensazione positiva di te. Ecco, quello invece diventa un enorme problema. E stanno utilizzando tantissimo questa modalità di fuga dalla loro vita reale, no? Quindi è come se, io ho l'impressione quasi, ho sempre questa sensazione quando parlo con loro, come se si smaterializzassero, no? Quindi una parte della mia identità la butto sui social, l'altra magari bevo, l'altra magari fumo, e cosa rimane? Rimango un grumo di nebbia? Rimango un grumo di nebbia. E quando spengo tutti i dispositivi e mi passa l'effetto dell'alcol, mi guardo e penso che il grumo di nebbia faccia schifo. Quindi c'è un bisogno disperato che tornino ad essere presenti e parte della vita quotidiana di questi ragazzi, la scuola sicuramente, le palestre, le piscine, tutto quello in cui loro possono avere una condivisione con i loro pari sicuramente, ma anche dei punti di riferimento adulti, che in questo periodo non può farlo mamma e papà, facciamoci una ragione, che però medino queste sensazioni, facciano da mediatori di queste sensazioni interne che hanno. E questo ruolo fondamentale fuori da casa lo fanno appunto, come ripeterò fino allo sfinimento, gli insegnanti e gli allenatori. È assolutamente così, quindi diventa quello che gli stiamo togliendo è qualcosa di vitale, è qualcosa di vitale. È chiaro che molti di loro nel rientro faranno fatica, quindi adesso che qualcosa, per esempio la scuola sta ricominciando in presenza, molti di loro mi riportano questa sensazione di ansia a tornare. È facile per il nostro cervello abituarsi a una modalità, è molto facile. Quindi io mi sono abituata col mio mondo interno, con le mie modalità anche disadattive, magari di coping, che però sono modalità di coping, come può essere l'autolesionismo, come può essere l'uso di social esasperato. Mi sono abituata a quelle modalità, adesso devo lasciare quelle modalità, ritornare nel mondo reale da subito, e in un mondo reale in cui da me è pretesa subito efficienza. Molti di questi ragazzi mi dicono, ma come, siamo appena tornati e la prof ci ha messo 80 verifiche perché ha paura che torniamo subito in lockdown, e quindi ci stanno facendo fare una marea di verifiche. Fanno un errore gravissimo. Ricreiamogli un ambiente sicuro a scuola, ricreiamoli, e poi pretendiamo da loro la verifica. Mi rendo conto che ci sono anche delle questioni tecniche, ovvio, però allora programmiamoli in un certo modo, non creiamogli anche l'ansia da valutazione immediatamente. Dosiamola. E questo vale anche per lo sport, perché ognuno di noi, quando fa lo sport che ama, si sente valutato. Cioè, è ovvio che se io gioco bene a pallavolo, a basket o nuoto bene, mi sento gratificato. Quindi anche per me è una performance quella, e può causarmi pressione. Quindi torneranno dei ragazzi che hanno un forte desiderio di tornare, l'ansia di non essere capaci come prima, quindi dobbiamo parallelamente lavorare ai fianchi, lavorare ai due argini in modo che il fiume non esondino, rinforzare quest'idea che certo recupereranno, che ce la faranno, e allo stesso tempo dirgli nessuno si aspetta che tu sia esattamente come un anno fa, ed è normale che tu viva questa sensazione per esempio di fatica o di preoccupazione, cioè c'è bisogno che normalizziamo questa sensazione. Io
mi sono accorta ormai in anni di psicoterapia, con gli adolescenti da meno tempo, perché li vedo, devo dire, da meno tempo rispetto a prima mi occupavo più di disabilità, quindi che ha tutto un altro capitolo ancora, che però al di là del malessere che portano e della modalità con cui lo esprimono, che sia attraverso disturbi alimentari, che sia attraverso autolesionismo, che sia attraverso attacchi di panico o contenuti depressivi, c'è sempre un nucleo di cui loro hanno bisogno, che è quello di sentirsi di valore, in tutti. Cioè, in qualsiasi ragazzo o ragazza che è arrivato da me, mi sono accorta che al di là del gestire il sintomo in emergenza, quindi rischia che anche il nostro sguardo poi sia sull'emergenza e si perda di vista poi il nucleo importante, no? Mi dici che ti vuoi suicidare, caspita, è questo che mi spaventa, che attiva la mia attenzione, no? Quindi stiamo su quel pensiero lì, no? Il nucleo che è il fil rouge che unisce tutti questi ragazzi è l'autostima. L'autostima proprio banalmente intesa come il sentirsi di valore. Perché questo anno, questi mesi fatti in questa modalità, hanno fatto sì che loro si percepissero di meno valore. Di meno valore. Non so chi sono, ho solo un'identità virtuale, ma io sono quello lì. Sono quello lì che si mette la foto su internet con 8000 filtri? Sì, sono quello lì, ma quando nella vita reale mi confronto anche col fatto che sono considerato ok anche dal mio migliore amico fuori, dalla mia migliore amica fuori, dalla mia fidanzatina, dal mio fidanzatino, eccetera. Ho un riscontro, no? Poi magari mi piaccio di più con gli occhi più azzurri, allora va bene, li schiarisco se metto la foto su Instagram. Ma se invece io sono solo lì a casa e l'identità è solo quella lì, poi mi dico, caspita, ma sarò apprezzato fuori? Ma ho solo quel pezzo lì in cui investo e il mio vero modo piacerà ancora? E poi ci chiediamo come mai ritornano con l'ansia. Beh, un po' di motivazioni effettivamente ce li hanno, ecco. E quindi una cosa che vi dico in chiusura, poi vorrei che, non voglio rubare tutto il tempo con un monologo, cioè vorrei che poi voi interveniste anche con le riflessioni, non è necessario fare per forza la domanda del secolo, ma con anche riflessioni ed esperienze vostre, è importante che loro sentano di essere nel posto giusto, ecco, che non abbiano più questo vissuto di essere in un luogo che non gli appartiene, ecco, che non gli appartiene più. Quindi c'è bisogno che cambiamo un po' tutti su questo aspetto. Ricordatevi che è quello che volevo dire prima, poi ho perso il filo, che i ragazzi apprendono meglio e in modo più efficace quando c'è un'emozionalità positiva sotto. Cioè imparano meglio qualsiasi cosa, a scuola e non a scuola. C'è chi dice che i bambini, i ragazzi, se si divertono non imparano, non ha capito niente. Non ha capito niente. Perché invece è proprio con questo contesto che apprendono meglio, cioè l'apprendimento che sia motorio, che sia cognitivo, che sia emotivo, ovviamente è una categoria a sé, ma indipendentemente dal tipo di apprendimento, ha a che vedere con qualcosa di affettivo comunque, di affettività positiva, E se loro associano il luogo dove torneranno, quindi la loro piscina, il loro allenatore, no? A un'emozione positiva, al fatto di sentirsi al sicuro, ma di sentirsi anche visti, no? Dove gli diamo autonomia, dove li rinforziamo, è chiaro che l'ansia lì diminuirà e che per loro diventa un ambiente curativo. Perché come vi dicevo prima, è vero che non fate gli psicoterapeuti, vero? Ma avrete sicuramente effetti terapeutici. E questa è una cosa che non si può non tenere presente, non si può. Vi racconto questo brevissimo inciso, così chiudiamo anche un po' con un po' di leggerezza che riguarda il vostro ambiente. Spero non mi ascolti in diretta questa persona di cui sto per parlare, ma io sono stata una grande amante del nuoto, ho nuotato per tantissimo tempo, con scarsissimi risultati ovviamente, però mi piaceva moltissimo ed era sufficiente. Quando però ho imparato, io avevo paura, no? Avevo paura. E il primo istruttore che ho avuto non seguiva i webinar di questo tipo, no? Sicuramente non c'erano i webinar e sicuramente non seguiva corsi di questo tipo, perché aveva una modalità molto autoritaria, molto dura, usava un po' di terapie d'urto, diciamo così, no? E mi aveva spaventato moltissimo, no? Io avevo delle reazioni psicosomatiche prima di andare in piscina terribili, cioè vomitavo. Quindi era ora di andare a nuoto e io andavo in bagno e vomitavo con grande disperazione dei miei genitori, che infatti dopo poco mi hanno tolto da questo tipo di corso, disperati e dispiaciuti, no? E io pensavo di aver finito, che il mio contatto con l'acqua rimanesse quello con l'acqua minerale da bere e basta.
Pochissimi mesi dopo io ho cominciato un corso diverso con un allenamento, con un allenatore che di certo non mi sta ascoltando, che però ringrazierò sempre, che si chiama Achille, si chiama ancora Achille ovviamente perché è vivo e vegeto e sta benissimo, e lui mi ha trasmesso questa allegria, questa emozionalità positiva e mi ha fatto vedere l'acqua come un luogo sicuro. Allora, e da lì ho amato il nuoto in modo profondissimo e lo faccio ancora e lo amo ancora, no? Questo vuol dire però che se voi diventate un luogo sicuro, il luogo sicuro non deve essere la piscina, cioè non deve essere la vasca. Il luogo sicuro siete voi per i ragazzi. Voi dovete diventare un luogo sicuro e far sperimentare ai ragazzi un attaccamento sicuro. Che per noi psicologi l'attaccamento è un tema caldo e l'attaccamento sicuro è quello che dice: io ci sono qua, ti lascio esplorare, fare, quando torni ci sono, no? E sono un punto di riferimento, ma mi fido che tu possa andare e fare. E questa è la modalità migliore per crescere ragazzi, cervelli, cuori sani e sereni soprattutto. Io mi fermerei qua, quindi Federico, se tu vuoi raccogliere un po' di domande, ci sono. Sì, Elena, beh, innanzitutto ti ringrazio per la profondità dell'argomento e per la partecipazione anche emotiva. Insomma, ci sono stati un paio di passaggi che oggettivamente facevano venire la pelle d'oca. Raccolgo e sintetizzo un po' di spunti che sono arrivati. Hai toccato un tasto molto sensibile perché gli adolescenti quando vengono in piscina nella maggior parte dei casi fanno attività agonistica e quindi l'allenatore si trova a passare davvero molto tempo con le ragazze e con i ragazzi. Allora ti chiedo due cose. Uno, come ci si comporta nel momento in cui si percepisce un malessere che va al di là dell'ordinario e quindi se si verifica che un ragazzo ha comportamenti autolesionisti, qual è il modo corretto di porsi? Si parla con i genitori, come ci si avvicina ai genitori di un ragazzo con questo tipo di problemi? E l'altra cosa che ti chiedo, che diciamo resta sempre in questo ambito, a quali segnali magari deve fare attenzione l'allenatore, l'allenatrice che segue questi ragazzi per dire, beh, qui c'è un disagio importante, c'è una spia di un potenziale comportamento autolesionistico, se non addirittura suicidario. Allora, io credo che quando c'è qualche segnale, poi parliamo anche di quali magari possono essere, ma ci si debba fermare immediatamente. Quando voi sentite che c'è un segnale di questo tipo, e so che ognuno di voi avrà una sensibilità particolare per alcuni piuttosto che per altri di segnali, ma quando avete l'istinto di sentirlo, fermatevi, perché difficilmente sbaglia quel tipo di istinto. Cioè il malessere di ragazzi che conoscete bene, per esempio, lo annusate e lo respirate in quelle situazioni. Quando avete questo tipo di paura, questo tipo di certezza, fermatevi e fermatevi con questo ragazzo e questa ragazza, questo bambino, questa bambina. Allora, come reagire, cosa fare dipende dall'età. È chiaro che se sono bambini più piccoli, faccio un esempio, sotto ai 12 anni, per dire, no? Allora è chiaro che si chiede al ragazzo, no? Poi dipende, anche lì è chiaro che se ha 5 anni è diverso che se ne ha 11, però c'è una modalità di approccio dialogica con il ragazzo per capire se c'è qualcosa che non va in modo molto generale e poi se questa sensazione rimane, lì occorre ovviamente contattare i genitori, parlare con la famiglia, dire ho avuto la sensazione che oggi Matteo non fosse il solito, no? Che ci fosse più paura, che ci fosse più ansia, non voleva fare cose che di solito fa, quindi così intanto passiamo anche i segnali, no? Non accetta di fare cose che di solito invece faceva, ha paura di aumentare, non so, un obiettivo, no? Di fare una cosa che altre volte gli riusciva bene, adesso improvvisamente si sente insicuro, e non vuole provare, oppure chiede eccessivamente un rinforzo, chiede eccessivamente una gratificazione, del tipo di quelli che ti dicono ho fatto bene, sono stato bravo e lo continuano a chiedere, no? Questo è un segnale magari non di nulla di grave, però che magari sottintende una fragilità, no? Dove c'è bisogno di un rinforzo più importante. È chiaro che un atto lesionistico lo vedete, perché diversamente da scuola dove posso andare con le felpe e le maniche lunghe, se sto nuotando è ovvio che le braccia per esempio le ho scoperte, per esempio, no? Quindi è una cosa che si nota. Se si nota, scegliere se fare finta di niente o meno è una scelta anche molto personale. Io perché lo dico? Perché non voglio che vi sentiate neanche caricati di dover essere
i salvatori di questi ragazzi, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che un ragazzo che arriva con le braccia tagliate non è una cosa che avete visto solo voi, ovviamente, è una cosa che vedono i compagni, quindi abbiate un approccio delicato che vuol dire ti prendo da parte nello spogliatoio, in altri momenti, non so adesso come sono organizzati i vostri spazi, e ti chiedo come vanno, ti chiedo come stai, cioè mi siedo davanti a te e ti dico, ma te come stai davvero? Perché io vivo un periodo così, ma te come stai? Cioè rispondimi davvero a questa cosa, guarda che io ti osservo e per me sei importante, cioè questo vi dovete rimandare, che per voi loro sono importanti, e se sono importanti gli chiedete come va, o da un segnale non verbale o dal fatto che si aprono, qualcosa succede. Quando sono adolescenti dovete passare prima da loro, ovviamente, no? Guai con un adolescente vero, quelli dai 15-16 anni, andare prima dai genitori, vi giocate l'alleanza, quindi occhio, cioè se poi siete bravi a recuperarla, buon per voi, però occhio, perché lì ve la giocate, ecco. Quindi passate prima da loro, passate sempre prima da loro quando i ragazzi sono un po' più grandi, che significa anche dargli importanza, no? Cioè penso che possiamo parlarne io e te, che il rapporto vero ce l'abbiamo io e te, ce l'abbiamo. E questo pezzo, come vi dicevo, avendo un ruolo così importante, vi tocca, cioè questo è una responsabilità un po' farlo. Poi ovvio che c'è un punto che vi dovete fermare, cioè è ovvio, però è una responsabilità che dovete avere presente, ecco. Senti, ecco, su questo punto ti chiedo un altro passaggio. Se tu correttamente evidenzi l'importanza per un istruttore, per un allenatore di nuoto, di avere competenze in ambito psicopedagogico, diciamo così. Però dov'è il limite? Cioè, nel senso, fino a che punto, diciamo, il tecnico può approfondire questo tipo di problemi e da che punto è opportuno ricorrere allo psicologo sociale, se la società ha uno psicologo che segue gli atleti, o appunto consigliare al ragazzo, alla ragazza o ai genitori di passare a un sostegno più strutturato, perché poi, come puoi immaginare, sono situazioni molto delicate da gestire in un ambito sportivo e collettivo, ecco. Allora, io intanto sapere che esistono degli psicologi nelle società già mi pare un'ottima notizia, nel senso di avere una figura di questo tipo che al bisogno può offrire uno spazio, dove spingersi e fino a dove essere preparati. Allora, quando dico essere preparati intendo sapere ed avere la consapevolezza che quello che fate non cade nel vuoto, cioè che la vostra relazione che avete con loro può o migliorare tantissimo la loro permanenza in piscina o peggiorarla tantissimo. Cioè per me è sufficiente che voi abbiate questa grossa consapevolezza che potete avere un'influenza fondamentale su di loro. Poi è chiaro che quello che potete offrire lì, per limitazioni anche logistiche, è semplicemente uno spazio d'ascolto per un periodo breve, cioè che può essere, mentre ti cambi alcune cose, ti lancio degli input, cioè ti dico, sono qua e ti posso ascoltare se c'è qualcosa che non va, sappi che ci sono, cioè se vuoi parlare su questa roba ci sono, ho notato queste cose, no? E poi lì raccogliete una richiesta di un ragazzo, che può essere anche, ma senti di avere, c'è bisogno di lavorare su questa cosa qua? Io forse non posso farlo, ma ti posso aiutare a trovare qualcuno che lo fa. È più probabile che un ragazzo lo dica a voi, che ha bisogno di un aiuto, piuttosto che lo dica al genitore. Voi non avete idea di quanti ragazzi da me arrivano perché sono stati loro stessi a chiedere di venire. Cioè adesso non è anche un po' stato sdoganata l'idea di andare dallo psicologo, no? Cioè non è più come prima in cui l'idea che uno va dallo psicologo è sicuramente un matto tronco, cioè no, non è così in questo momento, per fortuna ancora qualcuno c'è che ha quest'idea, però insomma la stiamo un po' smantellando, quindi i ragazzi vengono anche in modo abbastanza, è molto più normalizzato, nelle scuole c'è lo psicologo, nelle società sportive succede che ci sia lo psicologo, quindi c'è lo sportello d'ascolto, quindi a volte è sufficiente dire guarda che se non ti va di parlare con me, so che esistono questi sportelli d'ascolto, guarda te lo do questo, ti do il volantino, ti do il numero, sai che esiste questo centro, che ci puoi andare anche senza dirlo a mamma e papà. Noi abbiamo un centro di ascolto che è lo Spazio Giovani a Parma, all'ASL, che è uno spazio fantastico dove i ragazzi possono accedere in totale anonimato e senza avere il consenso dei genitori. Poi è chiaro che su certe problematiche si attiva subito la famiglia, è ovvio, però l'accesso è che qualunque ragazzo può prenotarsi un colloquio, avere uno spazio, ed è incredibile questo servizio secondo me. Quando adesso che non c'è più o c'è un po' meno,
il prete da cui andare a parlare piuttosto che il farmacista. Ecco, cioè avere uno spazio del genere è fondamentale, che non è connotato come uno spazio troppo clinico, perché è lo spazio giovani, no? Cioè non è lo psicologo del centro adolescenza, e arrivo io col camice e ti dico, beh, c'è lo psichiatra che ti dà l'ansiolitico, che ha un'altra connotazione, no? E da me arrivano un po' dopo, di solito, no? O per cose più gravi. Però con alcuni segnali indirizzarli verso questi centri, che ci sono più o meno in tutte le città, più o meno, dove c'è uno spazio un pochino più neutro, un po' meno connotato, renderlo normale, dire, sai che esiste questo posto? Questo è quello che potete fare, orientarli, raccogliere una domanda e orientarli. E poi la vostra presenza è la relazione che avete con loro. La cura vostra è quella, la relazione che avete. La relazione cura, sempre. Senti, vedo che il tuo intervento sta accendendo molto interesse e molte lampadine. Allora ti chiedo qualche consiglio proprio pratico per un'istruttrice, un istruttore, un'allenatrice, un allenatore che vuole migliorare le sue competenze in quest'ambito, a parte magari iscriversi a una facoltà universitaria di psicologia che può non essere così certo, semplice di questi tempi, però ecco, tanti chiedono se hai magari qualche lettura da indicare, qualche libro, qualche rivista, qualche film, perché no, che aiuti a sensibilizzare su certe competenze. Ma allora, adesso film in questo momento mi verranno, adesso non mi viene un film, però sulle letture ci sono molti libri, per esempio sulla comunicazione, che si basano su come comunicare con empatia, cioè su questi aspetti. Per esempio, sono i primi che mi vengono in mente, sono quelli di Marshall Rosenberg, e lui era, insomma, uno studioso che ha fondato un centro che si chiama Centro di Comunicazione Non Violenta o Comunicazione Empatica, ha scritto un sacco di libricini, tra l'altro sono anche piuttosto brevi, si leggono molto bene, e alcuni si chiamano tipo Comunicare con empatia, preferisci avere ragione o essere felice. Mi sono rimasti impressi i titoli, le parole sono finestre oppure muri, e danno, senza sproloquiare troppo sulla teoria, tanti esempi di colloqui, di dialoghi in cui si attiva questa parte di accoglienza, no? Empatica. E questi sono molto utili, perché non sono dei libri necessariamente per professionisti del settore, cioè non sono necessariamente per psicologi, danno delle indicazioni su esempi molto concreti quotidiani, perché queste abilità di cui parliamo non è che sono abilità che servono solo se fai l'allenatore o lo psicologo, cioè sono abilità che una volta che hai acquisito usi a casa con tuo figlio, con tua moglie o con tuo marito, cioè sono abilità che fanno parte dell'essere umano. E quindi hanno una modalità trasversale, sono quelle che vengono chiamate competenze trasversali, no, queste. Io mi incavolo un po' quando le chiamano così, perché le chiamano soft skill, no? E c'è questa idea di soft come se contasse poco, no? Come se fosse una roba che se c'è bene, se non c'è lo stesso. Per me sono hard skill queste, cioè su queste si innesta tutto il resto, quindi col cavolo che sono soft. Però questi sono per esempio dei titoli che mi vengono in mente. Senti, siamo in chiusura, c'è una domanda che è impegnativa, nel senso che probabilmente poi richiederebbe un altro paio d'ore di collegamento, però in maniera molto sintetica, dato che è un problema con cui spesso ci confrontiamo come tecnici sportivi, e probabilmente proprio in quanto tecnici sportivi in misura maggiore rispetto alla media, è il tema dei disturbi del comportamento alimentare. Diciamo, a grandissime linee, le considerazioni che abbiamo fatto per i comportamenti autolesionisti valgono anche per i disturbi del comportamento alimentare, o c'è qualcosa di diverso in più da sapere? Allora, sicuramente dei disturbi che sono aumentati in questo periodo sono anche quelli alimentari, in particolare quelli più simili alla bulimia, no? Quindi alimentazione incontrollata, un po' perché quando parlavamo prima della noia, no? A chiunque di noi forse è capitato nei momenti di noia di mangiare, no? Di mangiare perché sono a casa, mi collego davanti a Netflix, guardo la 27ª puntata di una serie in una giornata e mangio mentre sono lì, quindi diventa anche un'abitudine che può trasformarsi in altro. Ovviamente non è così per tutti, ovviamente, però il disturbo alimentare in questo periodo ha sempre a che vedere con questa parte ovviamente sul corpo, no? Sul manifestare un disagio attraverso il corpo, e quindi è anche un po' con l'idea di avere il controllo su qualcosa, no? Se pensiamo all'anoressia è molto molto presente il tema del controllo, no?
è presentissimo in questa patologia, non poter controllare. Non è un caso che siano aumentati in questo periodo, dove la sensazione è quella di non controllare quello che succede fuori, cioè il nemico incontrollabile fuori, e guarda caso attuo, se ho quel tipo di personalità, delle misure di controllo interno. Vagamente sì, cioè ci sono sicuramente dei punti in comune, questo sì, come dici tu Federico, bisognerebbe parlarne a parte dei disturbi alimentari, però sono tra le patologie che mi sono arrivate in più rispetto sicuramente ai mesi passati, agli anni passati, questo è uno di quelli, perché ovviamente per molte personalità, anche per ragazzi di quell'età, perché l'esordio dei disturbi alimentari è a grandi linee sempre l'adolescenza, è stato un buon modo per manifestare un disagio e la possibilità a volte di controllo, ecco, quindi sì, è un tema caldo anche quello sicuramente. Bene, senti Elena, siamo arrivati in chiusura. Io ti ringrazio infinitamente, non solo per l'interesse che hanno suscitato le tue considerazioni, ma anche perché so quanto ti è difficile ritagliarti degli spazi in questo periodo e quindi Grazie. il ringraziamento è raddoppiato. Ti prometto che per un po' ti lasceremo tranquilla, e però ti chiedo già magari se quando questa ondata di pandemia prima o poi si sarà attenuata, magari possiamo ritrovarci per rifare un po' il punto della situazione. Assolutamente, sapete che non dico mai di no alla fine, mai. Infatti noi ce ne approfittiamo un po' troppo effettivamente. No. Senti, allora grazie davvero, ti porto i saluti di Antonella Beghetto che non è riuscita a raggiungerci in tempo, ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e do appuntamento al prossimo evento che sarà lunedì 15 febbraio e auguro a tutti una buona serata. Ciao a tutti.